di là dell'esprimere la nostra riconoscenza e gratitudine ai circa 200 bersaglieri che parteciparono alle operazioni di soccorso all'indomani del disastro del Vajont, qui quest'anno hanno deciso veramente di far nascere il primo nucleo nazionale di protezione civile, mettendo insieme tutte le loro forze che erano un po' sparse in giro per l'Italia. Per noi ovviamente è un motivo d'orgoglio, un onore che abbiano pensato proprio di partire da qui. Sono stati qui per 3 giorni, hanno svolto le loro esercitazioni e si stanno preparando per eventuali calamità, emergenze. Come 60 anni fa, in occasione di quella tragedia immane che vide queste zone devastate, e allora i bersaglieri arrivarono come primi soccorritori, quelli dell'8° reggimento, e noi oggi siamo qua non solo per ricordare quel tragico evento, ma anche per dare sostanza al nostro dispositivo di protezione civile che qui in questo momento ci accoglie nell'ambito del campo allestito. Longarone lo descriverei come un modello da imitare, augurando che non avvengano mai disastri come quello che ha dovuto subire, ma che però è servito a dare maggiore concretezza a una comunità che non si sente sola, non si sente abbandonata, ma che ha voglia di vivere e continuare a progredire. Un evento importante per il significato che ha, quindi ringraziamento ai bersaglieri che sono intervenuti nelle prime ore dopo la tragedia del Vajont, ma anche l'occasione per guardare avanti con una spinta sempre maggiore verso un'organizzazione di protezione civile dell'Associazione Nazionale Bersaglieri che vuole crescere. Esiste già a livello territoriale con alcuni nuclei, ma l'obiettivo è quello di entrare a far parte del sistema di protezione civile nazionale in maniera strutturata. Credo sia assolutamente corretto, sia una grande opportunità per tutta la cittadinanza, perché le associazioni d'arma, quando scendono in campo in materia di protezione civile, hanno un valore aggiunto che è assolutamente inestimabile.